Tutto pronto per la serata di mercoledì in cui verrà presentato l'Agragas. Qual è l'appuntamento? Cosa c'è in programma? Mercoledì 2 settembre alle ore 19 in piazza Cavour ci sarà la presentazione della la squadra che ieri sera, diciamo anzi questa mattina, è ritornata dalla partita in trasferta e quindi è giusto che riceva il calore dei tifosi e i tifosi possono vedere ad Agrigento l'Agragas, il calciatore, quindi sarà tutto incentrato, una festa sui calciatori e questo è lo scopo di mercoledì. Cosa ci si può aspettare da questo campionato? Quali sono i traguardi che vi siete prefissi? Il nostro obiettivo quest'anno deve essere di consolidamento, cioè fare un buon campionato, pensare alla salvezza con calma e poi dal prossimo anno cominciare a crescere. È una falsa modestia o una scaramanzia? Ma forse tutte e due, però è la verità, cioè bisogna pensare sempre con i piedi per terra quest'anno, anche perché il campionato, il Lega Pro è veramente difficile, è molto duro, ci sono delle squadre blasonate, l'Agragas è entrata quest'anno a distanza di 32 anni, però faremo la nostra bella figura. Ci sono delle incertezze sulle squadre ancora che dovete affrontare su quando inizierà il campionato? Il campionato dovrebbe iniziare il 6 settembre, a meno che oggi o domani la Lega non faccia slittare perché ci sono delle neopromosse, però aspettiamo dalla Lega Pro appunto per vedere i risultati. Che speranze ci sono che la Lega conceda di giocare all'Esseneto almeno le partite pomeridiane in attesa che si completino i lavori di illuminazione? Ma noi speriamo che questa opportunità sia un'opportunità reale perché stiamo accelerando anche grazie all'amministrazione comunale i lavori allo Stadio Seneto. Subito dopo andremo a Roma a chiedere con grande determinazione questa nostra volontà, perché è chiaro che con i tempi che ci sono, con quello che è l'entusiasmo che c'è da Agrigento e dopo 32 anni che questa città non ha il calcio professionistico, è chiaro che andremo con determinazione a Roma a chiedere questa deroga perché è una cosa che secondo me si può fare e allora se c'è un grande coinvolgimento di tutte quelle forze politiche, imprenditoriali, tutti quelli che amano questa squadra, allora noi andremo a Roma più convinti, andremo a chiedere, a battere i pugni perché ci interessa appunto ci interessa che il nostro pubblico guardi la squadra e segua la squadra del proprio stadio. Questo è il suo quinto anno da presidente, cosa ha rappresentato umanamente per lei questo percorso? Ma è stata un'esperienza meravigliosa. Io ricordo che abbiamo preso questa squadra in eccellenza che stava appunto fallendo, l'abbiamo portata in 4 anni in Lega Pro, dopo 32 anni abbiamo regalato alla città il calcio professionistico. Per me è un'esperienza che rimarrà per sempre nel mio cuore perché questa squadra ormai per me è come una figlia, l'ho vista crescere, l'ho vista diventare grande, ora è giusto che anche con l'ingresso della nuova proprietà, dei nuovi soci e dei nuovi dirigenti possiamo ancora andare avanti. Io li ringrazio perché hanno voluto mantenere la carica di presidente e questo è per me un motivo di orgoglio perché vuol dire che c'è ancora grande fiducia nella mia persona.